Il Parlamento ha detto sì alle richieste dell'onorevole Rubinato e dei parlamentari veneti che vogliono chiarezza su Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Chiarezza su quanto è accaduto in queste due banche del Veneto e sulle responsabilità di chi le ha portate a questo punto. Per questo bisogna rafforzare gli uffici giudiziari che stanno facendo le indagini, anche quelli di Treviso e di Vicenza. Ma Roma ha detto sì ad altre due richieste, la prima legata all'economia del Veneto. Misure di garanzia e di tutela delle imprese che hanno degli affidamenti da queste due banche e che potrebbero trovarsi, a causa di questo, a causa del fatto che erano garantiti i loro scoperti in banca da azioni che oggi non valgono più nulla, potrebbero trovarsi in crisi di liquidità. Indicazioni inserite nella legge Salva Banche legata al fallimento dei 4 istituti di credito come Banca Etruria. E in questa norma il fondo per i piccoli azionisti è stato allargato anche agli investitori delle banche venete, nel caso in cui però Veneto Banca e la Vicentina dovessero fallire. Ma anche la Regione non è stata a guardare, con una commissione d'inchiesta che ha già prodotto 2 dossier. Creeremo, e questo è il mandato che daremo alla Giunta, di creare tramite Veneto Sviluppo un fondo di garanzia che possa sostituirsi quindi a quelle azioni che non hanno più valore e che erano prima garanzia proprio per fidi, per mutui alle nostre imprese, e dall'altra parte quello di creare, e questo è il progetto di legge che abbiamo presentato, un'iniziativa di formazione partendo dalle scuole insieme alle associazioni poi di categoria dei consumatori per informare l'utente che appunto si approccia al mondo del credito ma soprattutto al mondo del risparmio, per essere sicuri di fare investimenti che non vadano a mettere a rischio appunto i loro risparmi.